Francesco Pira, neopresidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Oggi si rinnova un importante protocollo d'intesa, un accordo commerciale tra il Lions Club Agrigento Valle dei Templi e il centro commerciale. Sì, è un accordo di solidarietà, è un protocollo d'intesa in cui noi riconsideriamo tutto quello che di positivo è stato fatto l'anno scorso. È un protocollo d'intesa firmato dalla Presidente uscente, professoressa Iacona, che noi rinnoviamo con immenso piacere. Un protocollo d'intesa che tra l'altro ha generato in tutta Italia anche altri protocolli che permettono la collaborazione con il Lions Club, e noi come Lions Club Valle dei Templi abbiamo già fatto tante attività, tante ne faremo quest'anno, nel segno della solidarietà, nel segno di un territorio che ha necessità di servizi che noi proveremo a dare con tutto il nostro impegno e anche con tutta la nostra passione. Quindi si rinnova questo protocollo d'intesa fra il centro commerciale Valle dei Templi e il Lions Club, con finalità sicuramente di alto livello e di grande qualità sul riserve, come è il motto del Lions. Esatto, si rinnova il protocollo d'intesa con i Lions Valle dei Templi. C'è veramente un grande piacere per questo rinnovo, perché abbiamo fatto dei tester durante l'anno grazie alla professoressa Maria Assunta Iacona, e questo ci ha portato appunto al rinnovo. Questo a noi fa molto piacere, perché il centro commerciale non è solo un luogo di shopping ma anche un luogo di servizi, e quale miglior partner dei Lions per poter portare questo servizio al territorio, con nuovi progetti, nuove idee. E adesso abbiamo il nuovo presidente entrante, il professore Pira, che avremo modo di poter collaborare e presentare naturalmente delle attività innovative sia a livello di servizi sui beni della persona, ma anche a livello proprio scolastico. Oggi abbiamo visto il rinnovo della convenzione, una convenzione che è iniziata con la sua presidenza. Sì, oggi con il centro commerciale Valle dei Templi abbiamo rinnovato il nostro protocollo d'intesa avviato l'anno scorso. Sarà un altro anno interessante, poiché i risultati positivi, il grande senso di responsabilità che ci ha accomunato nel raggiungimento degli obiettivi sociali varati appunto al beneficio di quello che è la comunità ci hanno portato ancora una volta a sancire un protocollo d'intesa che nel tempo speriamo di poter sempre rinnovare.